Beh, stasera è riuscito tutto, no, non stiamo provando niente, noi siamo sempre la solita squadra, abbiamo fatto un intero campionato da primi in classifica, abbiamo diciamo, inciampato alla fine e sicuramente questa cosa ci punirà perché la regular season è già stata assegnata al Cotton e il problema è che l'altra volta, come ripeto, avevamo dei ragazzi che venivano dagli allenamenti, quindi molto scarichi, stanchi e il Bar Crystal ha fatto una super partita. Può capitare di rimanere indietro. Mi fa piacere che insomma, quello che è successo la scorsa volta, che poi fortunatamente è successo venerdì, quindi abbiamo avuto subito la possibilità di poterci riscattare sul campo. I ragazzi avevano una gran voglia e adesso abbiamo una gran voglia di arrivare in fondo e cercare di quantomeno portare qualcosa a casa, un trofeo qualsiasi. Noi siamo qua. Assolutamente. Noi quest'anno abbiamo giocato tutte le partite con la stessa intensità, poi c'è stata qualche partita che è andata meglio, qualche partita è andata peggio, però questa sera non ci siamo fatti calcoli né conti. Sapevamo che se perdavamo e il Bar Crystal perdeva contro il Cotton, loro erano fuori dai playoff. Quindi abbiamo rispettato il campionato, abbiamo rispettato tutti e spero che lo facciano un po' tutti quanti. Noi siamo una squadra onesta, giochiamo tutte le partite alla stessa maniera, senza sconti per nessuno. Non ce li hanno fatti a noi e il Bar Crystal ci ha dato una severa lezione come ce l'ha data la Lazio, però non abbiamo fatto sconti a nessuno, neanche noi, e stasera siamo qui insomma. Per poter fare questa partita abbiamo fatto questa partita, siamo contenti. Per quanto riguarda i playoff, purtroppo c'è un presidente che è un deficiente. Che devo fare? Non sei l'unico a pensarlo. Per quanto riguarda i playoff, sicuramente quest'anno sarà più difficile per tutti quanti. Noi ci siamo andati a scegliere la squadra sicuramente peggiore da affrontare, che è la Lazio. Questo dimostra ancora una volta che siamo una squadra onesta e non abbiamo fatto conti con nessuno. Però magari anche la Lazio dovrà preoccuparci di noi e dopo magari intanto dovrebbe preoccuparsi il Cotton di affrontarci in finale, Se perché ci arrivi, non regaliamo niente a nessuno. se ci arrivi.